Siamo tutti papà, siamo tutti mamme, siamo tutti nonni, tutti amiamo i bambini. Oggi questa è una puntata particolare, dedicata alla pediatria territoriale. Sigla. Sono qui con dei carissimi colleghi pediatri di base, pediatri di famiglia. Loro entrano nelle case e controllano la salute e la prevenzione della salute e danno una mano alle mamme per i nostri bambini o per i nostri nipoti, nel mio caso perché essendo già nonno. Franco Pisetta. L'ospite è un pediatra del territorio, pediatra di famiglia di Abano Terme, città popolosa e anche molto in espansione. L'altra città, servita da una pediatria territoriale molto importante, ha un esponente in Carmelo Bucolo, grazie di essere qui, ed è la città più vicina a Padova, numericamente più consistente. Quindi rappresentano una fetta di popolazione che è, si può dire, statisticamente significativa. Che cos'è la pediatria territoriale, la pediatria di famiglia? In che cosa consiste? Che servizio dà? Allora ne parliamo per esempio con Franco Pisetta. Grazie di essere qui. Grazie a voi. La pediatria territoriale è una felice intuizione della riforma sanitaria del 1978. Sì. Fino a quel momento non esisteva sul territorio un pediatra di famiglia, un pediatra che si dedicava solamente ai bambini a livello territoriale. Da allora, è stata una bella conquista. Quindi. Direi che è stata una bella conquista che ci pone anche forse a un livello, diciamo, in avanti rispetto a tutto quello che è l'assistenza territoriale in Europa e anche nel resto del mondo, che in parte poi si sono in parte anche adeguate. La pediatria di famiglia fa parte attiva del sistema sanitario nazionale e ha l'obiettivo di seguire in maniera globale lo sviluppo del bambino, sia da un punto di vista della cura, della terapia, della diagnosi delle malattie intercorrenti, della cogestione insieme con i servizi delle malattie croniche, e ha in particolare un obiettivo importante che è quello di perseguire la prevenzione, modelli di prevenzione di tutti i bambini. Quindi un modello di approccio globale all'assistenza del bambino ed essere il primo interlocutore di tutte le esigenze del bambino. È un bel impegno, perché questi bambini li vedete da 0 giorni fino ai 14 anni, adesso verso i 16 anche i 16, sì, è vero. I 16. Quindi voi avete tutto un ampio escursus, poi sono dei soggetti che per le patologie sono ben diversi dall'adulto giovane o il vecchio. Certo, diciamo che tutto questo, tutta questa impostazione terapeutica e assistenziale è facilitata da un principio fondamentale, che è quello della continuità del rapporto fiduciario basato sulla libera scelta della famiglia. La famiglia sceglie il suo pediatra, Pisetta, esatto, e lui deve seguire questo bambino, ma il rapporto è con la mamma e col papà. Il rapporto è con la famiglia, sostanzialmente, è mediato dalla famiglia e tutto quello che il pediatra fa appunto è finalizzato al benessere del bambino, insomma. C'è un grande problema perché poi ci sono i bambini problematici o le famiglie problematiche, quindi avete anche questo problema con il risvolto sociale che non è poco, perché dovete poi far intervenire i servizi sociali, ma siete voi che vedete i primi problemi. Certamente, diciamo che l'approccio iniziale ad ogni problema del bambino passa attraverso la disponibilità del pediatra di famiglia, che ha questo come suo ruolo fondamentale, ruolo istituzionale, quello diciamo di essere il garante, diciamo, dell'assistenza della salute del bambino. Io spero che non ti sia mai capitato il bambino maltrattato, perché deve essere una sofferenza grande per il suo curante. Beh, diciamo che in tutti questi anni purtroppo è successo anche, sono successe anche delle situazioni di questo genere.
di abuso, di maltrattamento e sono situazioni delicate e dolorose. Sì, che ti segnano dentro, vero? Sì, certamente sì. Ed è necessario in quel contesto riuscire anche ad attivare tutta la serie di servizi che sono disponibili nel nostro territorio. La tutela del bimbo. La tutela del bimbo, fino anche purtroppo qualche volta all'autorità giudiziaria. Quanti figli hai? 2. 2 figli, ami la corsa, un po' di movimento per quel po' che fai, però l'impegno del pediatra di famiglia è enorme come orario, come disponibilità, no? Sì, allora, sia per legge e convenzione, ma anche per moralità, per deontologia, insomma. Certo. Allora, la normativa nazionale, allora il rapporto che ha il pediatra nei confronti del sistema sanitario nazionale è un rapporto di tipo convenzionale, nel senso che non è dipendente, però è un rapporto basato sulla scelta della singola famiglia. Quindi il pediatra non ha uno stipendio. No. Il pediatra viene pagato cosiddetta quota capitaria in base al numero di bambini che acquisisce. Quindi più è richiesto, più ha pazienti, sì. più guadagna. Questo è dal punto di vista, diciamo, del rapporto economico. Per quanto riguarda invece la metodologia, la tipologia dell'assistenza, il pediatra ha sulla base dei propri accordi anche diciamo, un obbligo di apertura minima dei propri studi, ma l'apertura dello studio del pediatra è congruo secondo le necessità assistenziali. Decide quindi il pediatra quanto stare in ambulatorio a seconda delle richieste che lui ha giornalmente per le sue prestazioni. Gran parte del lavoro del pediatra si svolge non solamente nell'ambulatorio a contatto con i bambini, ma c'è una larghissima parte di lavoro telefonico che viene svolto. Diciamo che il telefono è il mezzo di mediazione più diretta con la famiglia. Attraverso la telefonata si gestiscono anche delle problematiche di minor rilievo, attraverso la telefonata si fa venire il bambino nello studio del pediatra. E poi ovviamente dipende molto anche dalla professionalità e dalla sensibilità di ciascun pediatra nel gestire le situazioni di piccola, media, grande importanza. Anche per gli eventuali accessi domiciliari, per esempio? Allora, sugli accessi domiciliari credo che si possa fare magari una piccola puntualizzazione. Sì. Allora, la visita domiciliare è una delle possibilità, delle prerogative anche dell'assistenza del pediatra. E diciamo che ultimamente anche questa tipologia di assistenza si è qualificata nella direzione della cosiddetta assistenza programmata ai bambini cronici, ai bambini trasportabili, bambini con patologie importanti, verso i quali si è stabilita e si è strutturata una possibilità di assistenza proprio programmata nei loro confronti. Per quanto riguarda invece la visita domiciliare tradizionale del bambino con la febbre che viene chiamato a casa. Ecco, direi che su questo anche c'è stata una qualificazione verso l'appropriatezza, l'appropriatezza dell'assistenza. Diciamolo alle mamme allora. Sì, diciamolo alle mamme. Allora, diciamo che il paradigma della richiesta di visita domiciliare sarebbe il bambino piccolo con la febbre. Diciamo il lattante febbrile, cosiddetto senza segni di localizzazione perché non presenta dei segni di malattia evidente. Ecco, direi che proprio in questo caso la visita domiciliare fatta con le possibilità diagnostiche che ci sono adesso nello studio del pediatra, diciamo che è addirittura pericolosa per il bambino, nel senso che un bambino di pochi mesi con la febbre, senza una manifestazione evidente di patologia, rende di difficile interpretazione e diagnosi l'approccio, anche da parte del migliore dei pediatri, specialmente nelle prime ore in cui si manifesta questa sintomatologia febbrile. Allora, diciamo che la disponibilità attuale di mezzi diagnostici veloci, il cosiddetto self-help diagnostico che c'è nello studio del pediatra, permette di individuare o perlomeno di escludere delle patologie importanti che con la semplice visita sarebbe impossibile fare. Certo. Per cui mamme, ascoltate bene, mi raccomando. Sì, potrei dire alle mamme che non esiste l'area killer, cioè non è che portando fuori il bambino con la febbre il bambino si ammali di più. Coperto bene, portatelo. Ecco, direi che l'unica precauzione è concordare con il pediatra un accesso che sia un accesso diretto, senza attesa. Esatto, ecco. Direi che su questo, direi che il pediatra che dispone nel proprio ambulatorio del cosiddetto self-help diagnostico e che è in grado di realizzare, diciamo, un accesso nel proprio studio senza eccessiva
eccessive difficoltà e senza disagi per il bambino e la famiglia, diciamo che risolve in maniera diciamo molto più appropriata tutte quelle situazioni di approccio diagnostico che sarebbe molto difficile invece fare a domicilio. Altre cose di tipo normativo da dire alle mamme? Ma diciamo che la cosiddetta continuità dell'assistenza, la presenza del pediatra per più ore nell'ambito della giornata, non solamente nelle sue ore di ambulatorio, diciamo che è stata superata in questi ultimi anni con l'associazione. Esattamente, sì, proprio, con la possibilità che tutti i pediatri si pongano in un'associazione. E quindi ci sono due tipi sostanziali di associazioni, che è quella della pediatria di gruppo, in cui 2 o più pediatri stanno in un'unica sede, in un unico studio, oppure l'associazione fa pediatri che stanno nei loro studi, quindi negli studi diversificati. Che comunque tra di loro dialogano perché hanno il computer, certamente, sono in rete con i loro programmi, per cui si è sviluppata questa possibilità di un'assistenza prolungata mattina e pomeriggio per più ore alla giornata. E ad esempio nella nostra azienda padovana abbiamo strutturato con l'ultimo accordo la possibilità che tutti i bambini abbiano le stesse possibilità assistenziali e che per 8 ore al giorno, 4 ore la mattina, 4 ore al pomeriggio abbiano sicuramente a disposizione o il proprio pediatra o in alternativa il pediatra che in quel momento il proprio pediatra suggerisce. C'è già anche per l'età pediatrica quella comunicazione tra il pronto soccorso pediatrico e i pediatri di famiglia? Allora diciamo che la comunicazione con il secondo livello assistenziale diciamo, è sempre stata una criticità che cerchiamo di superare. Un po' alla volta credo che andremo a istituzionalizzare proprio una possibilità di dialogo continuo fra la pediatria del territorio, la pediatria dell'ospedale, la pediatria del pronto soccorso e del secondo e terzo livello. E in questo momento c'è molta buona volontà direi da parte sia degli uni che degli altri. Perché per gli adulti, se un adulto si rivolge al pronto soccorso a Padova contemporaneamente e viene ricoverato con una certa patologia, perché se quelle rapidamente risolte no, viene comunicato al medico di famiglia. Il medico di famiglia, non so, il lunedì apre il computer e sa che sabato e domenica sono stati ricoverati Pinco e Pallino. Ecco, questa diciamo strutturazione della comunicazione è in via di realizzazione. È in via di realizzazione anche a livello regionale, dove si sta in questo momento proprio approntando la costituzione del fascicolo sanitario elettronico, alla quale tutti gli operatori possono diciamo aderire, in qualche modo interloquire e quindi avere questa possibilità di comunicazione diretta. Direi di sì. Grazie. Partiamo adesso un po' con il clinico, perché così la parte clinica con Carmelo Bucolo ho diviso così l'intervista. Allora Carmelo, tu hai una notevole esperienza perché non sei di primo pelo, anzi neanche di secondo, i capelli sono diventati bianchi da quando ci conosciamo e hai maturato molta esperienza clinica. Quali sono i problemi più importanti che le mamme devono vedere nel bambino prima di rivolgersi al pediatra? Non telefonare solo perché il bambino è rosso in faccia. Beh, l'elenco sarebbe molto lungo, ma noi dobbiamo sintetizzare perché l'elenco, se noi ci riferiamo alla patologia acuta, certamente intercettare e comunicare subito al proprio pediatra se il bambino comincia ad essere in condizioni critiche, quindi bambino torpido, sonnolento, bambino che presenta una patologia acuta e il bambino è strano, e questo è una cosa che nel tempo le mamme imparano a cogliere. Hanno una certa sensibilità. Hanno una certa sensibilità. Questo va detto subito al pediatra. Questo sì, bisogna comunicare uno stato di malessere acuto al pediatra e poi sarà il pediatra a valutare per telefono o per altri mezzi, con altri mezzi di comunicazione se bisogna intervenire immediatamente oppure cos'altro fare. Ahimè, poi ci sono delle malattie molto importanti dei bambini, purtroppo, che vanno poi diagnosticate precocemente, ma il pediatra di famiglia sa come rapportarsi con le strutture di secondo livello, no? Certamente sì, perché quando c'è il sospetto di una patologia importante, prima che questa si manifesti come malattia cronica, allora si attivano subito i canali di comunicazione immediate con l'area specialistica, con l'ospedale, per la diagnosi corretta.
Il pediatra di famiglia Sì. deve essere considerato facente parte della famiglia, no un servitore, è vero? Non è un servitore, no, il pediatra si pone in una posizione privilegiata da questo punto di vista, perché ha n possibilità di contatti con la famiglia. Non esistono solo le visite filtro codificate, bilanci di salute, che sono l'occasione un po' per fare il punto sullo stato di salute del bambino, ma esistono i contatti per patologie acute. Se pensiamo che sotto i 3 anni queste occasioni, ahimè, sono frequenti, si ha la possibilità di instaurare un rapporto che porta alla conoscenza reciproca, per cui da questa posizione di osservazione privilegiata è possibile cogliere anche situazioni di disagio familiare, per cui in un mondo che sta cambiando, cambia la famiglia, cambiano il modo di presentarsi, cambiano le patologie che poi sono osservate dal pediatra, e quindi i pediatri attivamente hanno aggiornato il loro modo di operare per affrontare i contenuti nuovi. Le famiglie di oggi non sono più quelle di ieri, No, adesso sono cambiate, diciamo c'è un meticciato nella popolazione, certo. Abbiamo tanta immigrazione non solo interna del paese ma da altri paesi. Sì. Quanto è cambiata la tua professione? Beh, è cambiata moltissimo perché non abbiamo più le famiglie allargate di una volta. Di solito ci sono 2 genitori e il bambino senza supporto familiare, o è raro, non è frequente trovare l'aiuto della famiglia. Quindi l'evento malattia è un grosso problema della famiglia, perché il problema è chi accudisce il bambino quando sta male, tenendo conto anche che non c'è una tutela forte nei confronti della maternità in generale, e che le donne che lavorano e hanno un bambino che sta male sono di solito maltrattate sul posto di lavoro. Quindi questa è la premessa. Poi l'altro scenario nuovo è appunto l'arrivo degli immigrati, che hanno un po' cambiato le carte in tavola, quindi anche da questo punto di vista aggiornamento della risposta assistenziale, acquisizione di nuova professionalità per capire le culture diverse di dei bambini che arrivano da noi. Senti, i bambini hanno una serie di vaccinazioni programmate, offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, alcune erano considerate obbligatorie, adesso alcune non sono più obbligatorie. No. Adesso c'è un movimento culturale tra virgolette, un movimento anti-vaccinazione, e questo ti lascia un po' perplesso. La motivazione è quella: oddio, non vorrei che ci fosse la correlazione con la malattia dell'autismo. Altre scuse dicono è meglio che il bambino si robustisca prendendosi certe malattie. In realtà la posizione dei pediatri è ben chiara. Certo, i pediatri sono pro vaccinazione, perché le vaccinazioni rappresentano lo strumento più efficace di salvaguardia della salute sia del bambino che della popolazione. Ora, questo movimento avverso alle vaccinazioni e questa campagna virulenta di stampa, tanto virulenta quanto inconsistenza dal punto di vista dei contenuti, si basa soprattutto su nozioni false. C'è un problema evidente: quando si mettono a confronto sui media le opinioni delle persone o medici o semplici cittadini favorevoli alle vaccinazioni o contrari alle vaccinazioni, non si tiene conto che ognuno di noi può avere delle opinioni in base a idee di tipo politico o religioso, quindi può esprimere un'opinione a favore o contro. Altro è invece l'opinione che viene espressa da chi è sostenuto da forti conoscenze di tipo scientifico, quindi non possiamo paragonare e mettere a confronto opinioni favorevoli o contro le vaccinazioni senza tener conto del peso
di queste opinioni e della consistenza di queste opinioni. L'esempio che hai fatto dell'autismo andrebbe un attimo chiarito, perché quando qualche decennio fa venne pubblicato sull'Lancet un lavoro scientifico che poi è stato sconfessato e l'autore di quel lavoro è stato radiato dall'Ordine dei Medici inglese, quell'autore ricevette un compenso di 500.000 sterline per aver scritto quel lavoro, tra l'altro. Orbene, questo lavoro fu manifestamente dichiarato falso. Ecco, avete sentito, mamme? Falso, completamente inventato. Cioè, non c'è relazione tra vaccinazione e autismo? L'autismo dipende da fattori genetici, da altre cose, ma la vaccinazione del morbillo non c'entra assolutamente. Come non c'entra l'altro argomento portato dai detrattori delle vaccinazioni, riguarda il contenuto per esempio del tiomersale, del mercurio nei vaccini. Il composto contenente mercurio che è tossico è il metilmercurio, che non è mai stato contenuto nei vaccini. In ogni caso il mercurio è stato bandito dalle vaccinazioni, dai vaccini, non è più contenuto in nessun vaccino. Quindi questo metilmercurio tossico a lunga vita viene assunto soprattutto con l'alimentazione, soprattutto con i pesci che vivono in profondità, il pesce spada per esempio e il tonno. Quindi lo stesso ragionamento vale per l'alluminio, quindi sono argomenti inconsistenti. Noi abbiamo terminato il tempo a disposizione per questa puntata di informazione sanitaria. Io devo ringraziarti perché sei stato molto chiaro, come ringrazio anche Franco che è stato molto chiaro. Allora, avete dato notizie chiare sul funzionamento e sulla clinica e sulle vaccinazioni ai nostri telespettatori. Io devo ringraziarvi perché siete stati proprio lineari. Ringrazio i telespettatori per l'attenzione e li aspetto alla prossima. Ricordo che le nostre puntate poi vanno su YouTube dopo qualche giorno, quindi rivedrete anche questa puntata se non l'avete appresa o ben sentita. Grazie a tutti per l'attenzione, alla prossima.